Rimosso il ponte Vittorio Cristini a Sora, mercoledì 11 febbraio, la ditta Talone, al termine delle operazioni di messa in sicurezza, ha proceduto alla rimozione dell'intero ponte sollevandolo e spostandolo nel piazzale adiacente a via Michele Ciotola. Numerosi mezzi impegnati nel rione San Rocco con gru, mezzi pesanti e tanti addetti ai lavori per assicurarsi che l'intervento fosse eseguito a regola d'arte. Sul posto ha partecipato alle operazioni di rimozione anche il sindaco di Sora Luca Di Stefano, insieme alla dirigente comunale del settore tecnico Daniela Ciolfi, alla polizia locale e la protezione civile. È una giornata importante, bella per tutta la cittadinanza, per il quartiere di San Rocco, per tutti coloro che hanno lavorato su questa progettualità. Il ponte Cristini non ci sarà più, è qui alle nostre spalle, ma sorgerà un nuovo ponte Cristini fatto in acciaio, quindi un simbolo anche di rinascita, di speranza per tutta la nostra città. Un'altra promessa che abbiamo mantenuto. Sono state diverse le criticità che credo ogni amministrazione possa ereditare, però l'abbiamo affrontate sempre con consapevolezza, sempre con responsabilità, per cercare di risolverle e di dare una nuova linfa a tutta la nostra città. Questo è uno dei cantieri che aperto, che dovrà essere concluso con la nascita del nuovo ponte, ma come le tante opere che stiamo facendo oggi nella città di Sora, che sono davvero tante, quindi un'amministrazione che con i fatti sta certificando il proprio lavoro per la crescita di questa splendida città. Permettetemi di ringraziare la Regione Lazio, quindi in primis il Presidente Rocca, l'assessore al bilancio Giancarlo Righini, i consiglieri regionali Daniele Maura e Alessia Savo, perché è stato un iter molto lungo. Un ringraziamento speciale al nostro ufficio tecnico, al nostro dirigente dell'ufficio tecnico Daniela Ciolfi, alla ditta che ha svolto questo intervento. Abbiamo cercato di farlo nella maniera più sicura e ci siamo riusciti, quindi vederlo qui a fianco a me oggi è una grande soddisfazione. L'intera struttura è stata imbracata e spostata con una gru che ha provveduto al sollevamento dell'intero ponte. Qui era la messa in sicurezza di questo ponte, oramai da oltre un decennio in malora, è abbandonato, chiuso, reso inagibile. Siamo stati chiamati affinché potessimo realizzare questo tipo di intervento. Ringrazio l'amministrazione per la fiducia che ci ha accordato, perché non era un'operazione facile né data per scontato, visto lo stato di usura e di debolezza di questo tipo di legname. Oramai ha raggiunto il suo fine vita. Il ponte Lamellare, intitolato all'imprenditore ed ex calciatore sorano Vittorio Cristini, prematuramente scomparso, era stato inaugurato nel giugno del 2005, ma ormai da oltre 10 anni non era utilizzabile per problemi di sicurezza. Ideato per collegare la zona di Lungoliri Cavour con la zona di San Rocco, offriva un colpo d'occhio spettacolare camminando sul fiume e ponendosi di fronte al Monte San Casto.